Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale. Se siete nuovi, benvenuti ancora una volta. Oggi vi spiegherò una nuova tecnica di contouring, diciamo un contouring a cui quasi nessuno mai pensa, che io ho battezzato la tecnica del contouring a marionetta. Yeah, sure. Potete vedere già a primo acchito la differenza tra questo lato qui, che è quello che siamo abituati a fare tutte le volte, e quest'altro lato qui. Questa tecnica a marionetta va un pochino verso l'alto e tende a liftare di più lo zigomo e serve soprattutto a chi appunto non ha molto zigomo da mostrare e vuole comunque metterlo in evidenza, mentre questo qui, quello classico, va bene sia se siete giovanissimi sia se avete tantissimo zigomo su cui giocare e quindi volete scavare. Ma io sono curiosa di sapere assolutamente voi cosa preferite, però prima di questo guardate il tutorial. Quando siete arrivati alla fase fantasmino vuol dire che è il momento di andare a dare un po' di volume a questo palloncino, e lo dico veramente senza malizia, nel senso che a prescindere dalla struttura che avete in viso, arrivati a questo punto sembrerete sempre dei palloncini. Quindi io cosa faccio? Vi mostro un nuovo modo di fare il contouring e vi spiego il perché non riuscite a capire perché quel contouring non vi viene bene. Io ho preso la palette di Mulac Atene, questa qui. Vado a prendere un colore leggermente più neutro. Io ho un sottotono caldo, quindi suggerisco a chi ha un sottotono caldo di prendere un colore che va verso il, cioè resta sempre caldo, sottotono caldo, però va verso il neutro, mentre chi ha un sottotono freddo di andare sempre verso il neutro, partendo però sempre da una base fredda. Questo perché? Perché il contouring di norma dovrebbe essere freddo, però io nel passare gli anni, insomma nel vedere l'esperienza, nel fare esperienza su altre persone soprattutto, perché è lì che vedevo proprio la cosa faccia a faccia, si riuscivo a capire meglio rispetto a quando lo faccio su di me, notavo che il contouring quando lo mettevo freddo, quando metto freddo, anche se hai un sottotono freddo paradossalmente, spegne troppo. Ed è vero che esiste il bronzing, quindi dopo vai un po' a scaldare, eccetera, ma metti caso che non lo vuoi fare, oppure metti caso che comunque ti serve dare un tono più vivo alla pelle. In ogni caso, secondo me il contouring a tonalità troppo fredda non va bene, quindi partite da questo presupposto. Vado a prendere un colore che per me può essere neutro, che in questo caso ve lo dico subito qual è, perché devo sempre scoperchiare un attimino da qua. Questo qua è il 06 Gea. Quindi vado a prendere questo colore per me, quindi per le tonalità di pelle che sono chiare come le mie, hanno un sottotono caldo, questo di Mulac va più che bene. Aspettiamo, metto a fuoco. Questo copre in realtà una vasta gamma, insomma, di carnagioni. Vado ad utilizzare questo, quindi va bene. Imparatevi una cosa, ve lo dico proprio alla napoletana. Per tracciare il contouring non dovete prendere un pennello troppo grande, perché se no fate praticamente mischiare contouring e bronzing. Quindi vi basterà un pennello di un volume del genere, ok? Questo forse è già troppo grande, questo qua di Real Technique per esempio è perfetto, io mi ci trovo molto bene. Intingo il pennello quindi e vado a tracciare il mio contouring a partire dall'orecchio. Allora, ecco, adesso vi spiego tutta la situazione. Adesso vado a fare il contouring classico, ok? Per chi vuole dare un po' vuole scolpire un po' quel viso, vuole dare un po' di dimensione, quindi non avete alcunissimo problema, volete semplicemente dare un po' di dimensione, quindi parto da questo che in realtà è quello già la mia parte, diciamo, di volto già più bello sagomato, quindi se voi fate caso, io qua questa parte è più tonda e questa parte è un poco più evidente, questo succede in tutte le persone, quindi parto da questa che è già più bella e evidente per fare quello classico, quindi parto dall'orecchio e sto esattamente immediatamente sotto l'osso, cioè sopra l'osso, scusate, sotto lo zigomo, sopra l'osso, e vado verso la bocca, ok? E mi fermo qua. E qua ci siamo. A sto punto vado a sfumare.
Io prendo un pennello pulito perché mi trovo meglio, però voi potete utilizzare lo stesso pennello e sfumo andando sempre verso l'alto, mai verso il basso, perché andate a sfumare in questa zona qua che invece deve rimanere bella illuminata, perché se scurite pure questa, lo zigomo come vi si vede più, dovete dare dimensione, quindi partire e andare verso l'alto, ok? E quindi vedete che bello scolpito, si vede molto, c'è una bella dimensione. Questo nel caso in cui voi dobbiate esclusivamente scolpire. Ma nel caso in cui voi abbiate un viso più tondo e volete anche snellirlo e volete sì scolpire, ma volete anche alzare, ok, lo zigomo perché magari lo avete poco consistente, non è molto, diciamo, sostenuto, non c'ha tutta questa roba, insomma, no? C'è un altro metodo da fare che non è comune, però io l'ho sperimentato più volte e mi ci sono trovata bene. In questo caso vado a prendere un pennello più piccolo per la dimostrazione, però un pennello come vi ho fatto vedere prima va benissimo. E in questo caso sto andando a prendere addirittura un pennello da occhio, questo qua è di Mulac Large Eye Blender, prendo lo stesso prodotto, parto da qua, ok? Invece di stare immediatamente sotto lo zigomo e quindi colpire l'osso, vado leggermente, ma proprio poco a poco, sopra. Ok, vedete la differenza già? Questo sta più basso e questo sta più alto. Ci siamo? Continuate così fino al livello più o meno della bocca e arrivati a questo punto, anziché andare dritti come ho fatto di qua, fate una sorta di curva andando verso il naso, un po' come tipo, non so se avete presente le marionette che hanno questa cosa molto scavata. Ecco, dovete fare quella cosa lì, io lo chiamo contouring marionetta, l'ho spiegato tipo anche a scuola quando ho fatto quei pochi mesi di insegnamento. Le ragazze, se c'è qualche ragazza che mi segue, lo saprà. Quindi a questo punto faccio la curva e arrivo praticamente ai lati del naso, raga. Sempre verso l'alto, anche se qua siamo saliti un pochino. Oh, lo vedete l'effetto? La differenza? Questo è bello perché è come se scolpisse il viso, ma allo stesso tempo, ragazzi, snellisce anche un pochino e soprattutto risalta, secondo il mio parere, risalta uno zigomo che ce l'ha il volume, ma non viene fuori, ok? Quindi questo qua è perfetto se voi avete sostanza qua sopra, ma se avete sopra i 40 oppure siete nati con uno zigomo non troppo evidente e non volete fare chirurgia, volete provare prima il make-up, questo qui è il metodo per alzare e far uscire fuori un volume che voi non pensavate di avere. Cioè, io non so se vedete la differenza. Cioè, qui è bello scavato e ci sta. Di qua è sale verso l'alto, cioè sembra un volume più ricco, più pieno, no? Io tendenzialmente non lo faccio perché quando ho i chiletti in più così non mi fa impazzire, preferisco scavare, però questo è il contouring che dovete fare per farvi uscire fuori uno zigomo che non avete. Adesso io cerco di sistemare anche questo in modo da somigliare a questo e vi do l'effetto finale. Se no dovrei tenere sempre questo per vedere la differenza. Allora ragazzi, ho cambiato idea, ho deciso di tenere questo così, che c'ho qua, perché alla fine voglio farvi vedere la differenza a volto finito, che ci sta. Adesso che ho incipriato possiamo fare la stessa cosa con le polveri. Allora, per andare a fare questa cosa prendo il pennello di Mulac Spotlight, in realtà lo uso con sempre di Mulac Morpheo 02, questo contouring qui, e vado a fare la mia marionetta.
pazza. E di qui ve lo accenno perché dopo vorrei cambiarlo, non vorrei sembrare così pazza. A questo punto inizio a sfumare leggermente, sempre verso l'alto. Sto usando il pennello di Charlotte Tilbury Powder and Sculpt, quindi con movimenti circolari verso l'alto. Di qua pure movimenti verso l'alto, però scendo verso la bocca. Ecco, in questo caso qui vedete chiaramente la differenza, anche se qua sembra ancora una follia perché si vede, è evidente, però anche quando sorridete, qui è proprio slanciatissimo. Ripeto, sono due tecniche diverse, ugualmente valide, dipende da quello che volete voi. Se volete dare vita ad uno zigomo che non c'è, questa è la tecnica, anche per alzare uno zigomo, questa è la tecnica giusta. Se volete semplicemente scolpire o snellire, quest'altra qui è quella corretta. Adesso vado a fare un po' di bronzing. Prendo lo skin bronzing di Nabla nel colore Dune, Dune o Dune. Dune o Dune, non lo so se era in inglese o no, però vabbè, me lo sono inventata. Prendo un pennello un po' più grande e vado a seguire sempre un po' la forma del contouring. Infine vado a mettere il blush prima di pulire con un po' di cipria, vi mostrerò anche questo. Vado a prendere un blush naturale, Bambi di Mula. Super covrente, non me lo ricordavo così. Va bene, lo sfumo con il pennello della cipria. Dall'altra parte invece seguiamo la stessa forma. Adesso con la spugnetta e la cipria, io vado a prendere la Fenty Beauty Butter, vado a segnare proprio, dare il colpo decisivo. Quindi quando dovete fare questo tipo di contouring dovete illuminare un sacco qua, che normalmente qui c'è la piega della bocca, no? Quindi fa ombra. E poi salite su. E di qua la classica cosa che si fa con il contouring. Lascio lì qualche secondo e vado a rimuoverlo perché questo imprimerà ancora di più il tipo di contouring che abbiamo fatto. In realtà di qua lo vado a togliere subito perché io dopo cercherò di aggiustare in modo che sia uguale a questo, quindi di qua lo vado a togliere subito, vedrete già che comunque rimane un po' impresso. Nel frattempo vado a fare un minimo di contouring anche alla mascella perché ne ho bisogno, raga. Anche qua la tecnica varia moltissimo. Se volete un video anche sui vari tipi di contouring che si possono fare alla mascella e alla mandibola, diciamo, alla parte sotto del viso, allora fatemelo sapere nei commenti. Ok, siamo pronti a portare via tutto questo. Ripasso di nuovo il pennello della cipria e poi del contouring, giusto per uniformare e non fare lo stacco. A questo punto penso che sia chiara la differenza di contouring che potete vedere ed è pazzesca, incredibile come il contouring, se messo in maniera diversa, può, cioè praticamente incredibile come proprio lo scuro e il chiaro possano cambiare completamente un volto, quindi in questo caso il contouring.
ed è una roba allucinante, raga. Bene, io finisco il make-up e torno da voi per una domandina alla quale dovete rispondermi nei commenti. Eccoci qua, ho finito il trucco, potete vedere tranquillamente la differenza tra questo lato qui, molto snatch, diciamo così, super super lineare, super scolpito, e questo lato qui, decisamente più soft, ma più, come dico io, che porta su lo zigomo. Spero che questo tutorial vi sia piaciuto, vi sia stato utile in qualche modo. Se provate questa tecnica, mi raccomando, fatemelo sapere, scrivetelo nei commenti. Come al solito vi ricordo di iscrivervi e magari attivare le notifiche per restare aggiornati sui prossimi video, e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!